L'itinerario costringe ora ad allontanarsi dalla costa e ad arrivare alla strada statale 131 che conduce ad Oristano, dove a qualche chilometro verso nord si trova l'antico paese di Cabras, sede dell'area marina protetta del Sinis, isola di Mal di Ventre. Stagni popolati da fenicotteri rosa e grandi falchi di palude. Scogliere a picco sul mare e lunghe spiagge dalla Biancarena. Antiche rovine della civiltà che qui, più che altrove in Sardegna, si sono avvicendate fin dalla preistoria. Questa potrebbe essere la sintesi descrittiva della penisola del Sinis, dove la natura e la cultura formano un morbido tessuto cucito sapientemente dal sole, dal mare, dagli inverni che sembrano primavere e da un popolo silenzioso e operoso che da questa terra e da questo mare ha saputo trarre vantaggio. L'area marina protetta Penisola del Sinis, isola di Mal di Ventre, è stata istituita il 12 dicembre del 1997 con decreto del Ministero dell'Ambiente ed è regolata da norme applicate a 3 zone di diverso grado di protezione o a diverso grado di utilizzo, per una complessiva area di oltre 30.000 ettari. Per le immersioni in queste acque è possibile affidarsi ai diving locali che partono dal porto di Torre Grande o dalla marina di Puzzuidu. I fondali dell'area marina protetta del Sinis sono caratterizzati da un ampio tavolato che non supera i 20 metri di profondità e fa parte di un antico giacimento di alluvioni oggi conglomerate e colonizzate dalla Posidonia oceanica. La parte più suggestiva, sotto il punto di vista subacqueo, è una lunga dorsale sommersa che collega l'isola di Mal di Ventre allo scoglio del Catalano. Sott'acqua, le rocce sono letteralmente ricoperte da una ricca vita bentonica fatta di spugne e alghe, dove nugoli di castagnole nuotano in gruppo in un'acqua trasparente. I fondali, battuti dai forti venti di maestrale e di libeccio, si sviluppano tra profondi spacchi, ampi canyon e piccole grotte. Ed è solo in questi piccoli ambienti protetti che si sviluppa una significativa presenza di pesci che hanno reso questo tratto di mare famoso per la sua pescosità. Spugne, falso corallo e alghe rosse offrono sicuro riparo alla reditriglie che non lascia mai le zone più buie. Piccoli labridi e grosse triglie nuotano all'unisono alla ricerca di cibo. Nelle zone più profonde, protette dai bastioni rocciosi, si sviluppano ampie praterie di Posidonia oceanica, dove vivono incontrastati saraghi e bei tordi. Nei fondali ubicati tra l'isola di Mal di Ventre e il Catalano, nella secca denominata il Carosello, è possibile osservare una formazione di basalti colonnari, fenomeni geologici unici in tutto il bacino del Mediterraneo. I basalti colonnari si formarono per un particolare processo di raffreddamento delle effusioni laviche che è avvenuto molto lentamente e in modo uniforme. Un processo di contrazione della lava ha dato luogo a poligoni di basalto regolari ed ha creato una perfetta fessurazione verticale, formando delle colonne prismatiche a base pentagonale ed esagonale di colore nero.
Nella tradizione popolare, la formazione dei basalti colonnari veniva attribuita all'opera di esseri fantastici, come per il selciato dei giganti ad Antrim in Irlanda, finché non venne studiato scientificamente, scoprendone l'origine vulcanica e la sua formazione fu considerata completamente naturale. La comunità scientifica ha sempre espresso una straordinaria curiosità che si diffuse tra i geologi europei sin dai secoli scorsi per questo particolare tipo di roccia, le cui caratteristiche poligonali venivano individuate in molte parti del continente. Lo spettacolo grandioso e inquietante di quelle architetture naturali contribuirono a sollevare nuove questioni sulla composizione della crosta terrestre, stimolando la ricerca e la perlustrazione dei luoghi. Benché questo tipo di conformazione delle rocce non sia molto diffuso nel nostro pianeta, si possono comunque ammirare i basalti colonnari in diverse località sparse qua e là sulla Terra, come appunto in questa regione della Sardegna. Nel braccio di mare, tra l'isola di Mal di Ventre e le scogliere di Sut'Injosu, appoggiato a soli 18 metri di profondità su un fondale sabbioso e al centro di una bella prateria di Posidonia, giace immobile un piccolo ma interessante relitto. Si tratta di un'imbarcazione in ferro alimentata da un motore a vapore utilizzato nei primi anni del Novecento nella rotta tra Oristano, Bosa e Alghero. Impiegato soprattutto come postale, il fragile battello trasportava in prevalenza mercanzie di prima necessità, quali piccoli animali e prodotti della terra. Durante la navigazione si trovò coinvolto in una delle potenti tempeste di maestrale che da queste parti arrivano dal Golfo del Leone. In un inutile tentativo di trovare riparo a ridosso dell'isola di Mal di Ventre, lo scafo andava ad urtare gli scogli affioranti che fanno da corolla alla piccola isola. La semplice immersione permette ai subacquei di osservare le strutture in ferro dell'imbarcazione, sulle quali hanno trovato substrato ideale per crescere numerose specie di alghe, spugne e piccole madrepore. Numerosi reditriglie si aggirano nel buio degli ambienti più riparati dalla luce, mentre alcuni gronchi, ormai da anni, hanno eletto il relitto a loro dimora. Il relitto mostra le ordinate in ferro che costituivano la parte portante della nave, mentre le pareti dello scafo, oramai, sono state corrose definitivamente dal tempo. Della vecchia caldaia rimane ben poco e si intravede soltanto il grande contenitore dove si produceva il vapore, mentre è ancora visibile l'albero motore. A poppa manca totalmente l'elica e il timone è ruotato di 180 gradi, segno evidente della forza d'urto sugli scogli. Relitti, grotte, ambienti subacquei unici. Questo è il mare di Sardegna, capace di offrire bellezze uniche e sempre diverse, in grado di sbalordire anche i più navigati viaggiatori.